È durato per più di 7 ore, dalle 10:30 del mattino fino alle 17:50, momento in cui è apparso il cellulare che trasportava l'assessore dimissionario del Comune di Venezia Renato Boraso, ascoltato per tutta la giornata dai procuratori che coordinano le indagini, Federica Barcaglini e Roberto Tezzo, in tribunale a Venezia, in procura appunto dove si è svolta questa lunga giornata. Era l'interrogatorio richiesto da Renato Boraso pochi giorni prima di Ferragosto. Al precedente interrogatorio di garanzia aveva applicato la facoltà di non rispondere e quindi oggi ha risposto in qualche modo alle domande dei procuratori, per quanto di contenuti delle risposte non sia bastato queste 7 ore di interrogatorio, ma ci sia bisogno poi di un ulteriore approfondimento, come ci spiega l'avvocato. È stata lunga e abbiamo iniziato una discussione, ci sentiremo poi nei prossimi giorni per fissare il tuo interrogatorio. Ha presentato istanza per la scarcerazione? No. Non ancora? No. Ha ancora molto da parlare Boraso? Abbiamo iniziato, quindi ci sono anche altre possibilità di sentirci nei prossimi giorni. Vi farò sapere. Non domani. Fiume senza sosta. Non domani. Boraso è tornato a Venezia dopo 33 giorni trascorsi all'interno del carcere circondariale di Padova, l'accusa di corruzione e oltretutto sono più di 11 gli episodi contestati che ha dovuto discutere davanti al giudice. Come spiegato dall'avvocato non sono bastate queste ore ad approfondire tutti i temi, quindi nel corso dei prossimi giorni, ma non certamente martedì come è stato indicato dall'avvocato Paolo, ci sarà questa nuova convocazione in procura per approfondire tutti i temi.